Una bambina che voleva cambiare il mondo, una bambina che voleva che il mondo venga a sapere di lei ed è stato così. Tante persone sono venute a sapere di lei, ma non nel modo in cui lo voleva lei. Ecco, il suo cuore continua a battere, è l'unica cosa che mi dà la forza di andare avanti. C'è tutta la disperazione di chi vive la sciagura di sopravvivere al proprio figlio. Nelle parole della mamma di Lea, la piccola di 10 anni, che lo scorso 16 febbraio ha perso la vita dopo 3 giorni di agonia in ospedale, travolta e uccisa da un SUV guidato da un uomo ora ai domiciliari, mentre era a passeggio a Creazzo con il papà. La forza di andare avanti arriva dal cuore della piccola che continua a battere. La famiglia aveva deciso per la donazione degli organi. Un dolore che ci ha segnati per sempre, una cosa che non si può descrivere. Proprio per com'era Lea, era veramente un angelo sulla terra e non si meritava questa fine. Poi dico io, credo che venga fatta la giustizia, perché io perdonare una cosa così no, mai. E per quell'angelo oggi sulla terra a ricordarla sono in tanti ad Altavilla Vicentina, luogo in cui vive la famiglia che è di origini serbe. Compagni di classe, maestre, amministratori uniti nel dolore, nel ricordo di quel sorriso pieno di vita. Sarà l'albero di Lea, 2 ali e dei sassi in cui ogni bimbo scriverà una frase, il luogo dove gli amici potranno continuare a trovarla. È stato scelto proprio dalla famiglia l'albero di Giuda perché ha a che fare col tradimento e la rinascita, ma soprattutto col nuovo inizio e con l'amore, cosa che Lea portava, nel senso il ricordo della gioia e dell'amore che lei condivideva con i suoi compagni. Quindi è stato appositamente scelto questo albero anche per avere un punto di riferimento. Tra l'altro è stato piantato lo stesso albero in Serbia, dove lei è sepolta,